La Toscana sarà all'angolo blu con Massimiliano Vottari. Questi sono 75 kg, quindi siamo saliti di categoria, siamo ai pesi medi. Vedete il signor Raucci che controlla con maggiore attenzione, non che le altre volte lo facesse con minore attenzione, però sai, trattandosi di pesi medi, 75 kg. I giudici sono il signor Samuele De Santis, il signor Thomas Arpola, la signora Silvia Bratina, il signor Gianluca Cecafosso e la signora Giusy Marino. Le ultime raccomandazioni dei tecnici all'angolo: Freo all'angolo rosso, Carnasciali all'angolo blu, il saluto dei pugili ed inizia la sfida. Lorenzo Giglioli, Veneto, angolo rosso, Massimiliano Vottari, Toscano, angolo blu. Necessario cambiare il paradenti di Lorenzo Giglioli, quindi può iniziare il match. Girare bene i colpi. Bella per scelta di tempo questa reazione di Lorenzo Giglioli. Ancora una bella azione, ganci velocissimi da parte di Giglioli. Abbassa un po' troppo la testa nel tentativo di accorciare Massimiliano Vottari. Tiene bene il centro del ring, ha cambiato guardia ancora una volta Lorenzo Giglioli. Adesso è stato il sinistro di Vottari ad andare a segno. Ancora questa volta Giglioli ha messo una serie di ganci, vedete, molto bravo ad anticipare con i ganci. Finisce questo primo round, un primo round dove secondo il mio punto di vista Giglioli ha messo a segno qualche colpo in più. Credo che il pugile veneto si sia aggiudicato l'incontro. La prima ripresa con Massimiliano Vottari che, pur avendo mostrato di avere un buon repertorio di colpi, non è riuscito ad accorciare adeguatamente, per cui diciamo si è predisposto meglio ai ganci di Giglioli. Inizia la seconda ripresa. Adesso si è buttato troppo in avanti. Vedete, adesso sta sfruttando anche il diretto. Belle le risposte comunque di Vottari, anche se quelli di Giglioli sono colpi che arrivano a segno in maggior numero.
Ancora una bella risposta, una pronta risposta da parte di Gilioli. Ma mi sembra un po' passivo nel difendere gli attacchi di Gilioli Vottari, nel senso che Gilioli, vedete, riesce a lavorare la combinazione e Vottari non trova il modo di uscire dalla traiettoria dei colpi del suo avversario. Finisce sull'attacco di Vottari, l'ennesimo attacco leggermente scomposto del pugile toscano, con la pronta risposta di Gilioli, che secondo il mio punto di vista si è aggiudicato anche questo round, per cui sono 2 riprese a favore di Gilioli, che ormai praticamente ha segnato questo match. Però ci sono ancora 1 minuto e mezzo, dobbiamo sempre aspettare l'ultimo suono della sirena, l'ultimo gong, o in questo caso l'ultimo trillo di fischio da parte del cronometrista. Vi dicevo che su questo ring il supervisor è il signor Maurizio Apa, sull'altro ring è la signora Elisa Virgillito. È iniziata la terza ed ultima ripresa, ancora con Gilioli che diciamo, tiene bene a bada il suo avversario. Riesce sempre a prendere il tempo Gilioli a Vottari, che comunque non ha fatto mai un passo indietro, è sempre andato alla ricerca del colpo, della combinazione. Non l'ha trovata spesso il pugile toscano, la trova in questo momento. Avete visto prima un bel sinistro, poi un destro. Ancora una bella risposta destro-sinistro di Gilioli. Diciamo nessun sussulto in questo terzo ed ultimo round, che finisce in questo momento. Secondo il mio punto di vista Gilioli porta a casa la vittoria e il superamento del turno. Eccoci qua pronti per il verdetto. Quindi Gilioli Lorenzo, pugile veneto, prosegue il suo percorso in questi campionati. Finisce qui invece l'avventura di Massimiliano